Maddalena. Ma che petto bella, caloroso che non te viene. Madame, qua specie adesso, che voglio farmi bella un camino. Sì, 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 sì. E lo cataralvoloso, sì. Francesco, 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 Francesco. Sapendo che te piace, per ciappar fuoco, mi basteria soltanto un vaso. Chi sei che ciappa fuoco? Sembra una spusta da brusare. Ah, ma sito te, Cecilia, ma sito in seminia. Cosa continui a girare per casa ripetendo il nome di sto Francesco? La mia mi si sta detto che si ripete un sacco di volte il nome del toso che mi piace. Dopo lui sarà mio, per sempre. Ah, davvero? Ma allora troverò anche a me. Francesco, Francesco, Francesco. Oh, cara, guarda che Francesco è mio, no, corri che ti scaldi tanto, non ti ho parto via il tuo Francesco. Anche perché siete voi proprio saperlo, quello che mi piace a dire, un altro nome. A te sei sempre la solita, sempre. Te metto sempre in giro. Ciò, quando te mi domandi mia chi che sei, è il mio Francesco. No, perché tanto lo so già. Sei l'amico di Giovanni e il nepoto di Asia Lucrezia che sta a Barbarà. Al tempo della vendemmia ti girava sempre intorno, che avevi gli occhi solo che per lui lo guardavi. Ah, magari. Proprio lui. Ed è così forte. Forte, come il mio Dainasedo. E dopo, e i capelli tutti rissi. Una volta forse gli aveva avuto i capelli, sì. Adesso gli ha 4 peli da riporto in cima alla testa e degli fermi con la porcina, perché al primo colpo di vento gli vola via e se ne vede la piazza. Tuttavia, che mi disialzi niente, ma... Cecilia, ho capito che l'amore se proprio orbo. Beh, lo diremo al nostro signor Pare. Così sarà anche destinate per marito? Sì, ma io sì che io dicevo al nostro signor Pare, prima che decida lui di darmi per novisso. A proposito, posso dirti un segreto? Dime. A voi è tanto da trovare Francesco, ma non so come fare. Benissimo, conviene a Zia Lucrezia montare in carrozza con ella. E quando sai che vieni a trovarne ora, Zia Lucrezia? Staremo no tanto presto. Cosa feo qua? Sì, ho sempre Dio spetegoiare, sì, voi altre. No, zia, cose parla del diavolo, a spunta i corni. Ma zia, quando sai che ti senta? Poco fa e non ho trovato nessuna a ricevermi. Ma sento, zia, saremo proprio qua che se domandarimo o no? Quando che te sarissi venuto a trovarne? Ah sì? E come mai ciò? Perché no, volevamo sapere quando che te si sposa? Quando che mi vuoi sposarmi? Ah beh, ciò, beh, intanto già ero giovane. A non ero mia certo invece come voi altre. Avevo 20 anni e dopo. Ma a proposito, ma mio fratello Gao pensava ai vostri novizi. Sempre che vi sia restato qualche dunde libero, disposto a maridarvi. No, zia, non sapevo niente. Beh, ma lo sapevo che l'altro giorno si venuto a trovarmi a mia amica Ursula, quella mia amica d'infanzia, e a me racconta che Sofioia si era fatto novissa del dottore del paese. Chi sia Sofioia Caterina, novissa del dottore? Proprio, cara. Ma se sei un vecchio? Vecchio? Ma sei appena compiuto 60 anni! Guarda, non porta bene, a voler dire che gli dimostra 30. Sì, a 30 par gamba, devo dire. Ma cosa vuoi io sapere gli altri di uomini? Siamo qua, signora Lucrezia. Riverisco. Vostra cognale, la contessa Isabella, che se fuori in giardino e la sta aspettando. Con permesso. Vi saluto, va, che vo da vostra mamma. Ciao, zia. Oh. Vedito la vigna come che si è fatta a zia Lucrezia. Mi non poteria mai domandarvi aiuto a ella, ma troverò lo stesso sempre il modo di andare da Francesco de scondone. E ti, stammi a dire niente a nessuno, Ma no, sta tranquilla. Ascoltami, ma chi sei che ti piace? Conte Vincenzo.
Ma credo che a lui piace un'altra. E chi se ne sia stata? La fiola del notaro Bressani. Sì, va, che è là che ha le gambe baie e quando che canta in chiesa la parla calambra. Ma guarda che a quelli che piace Vittorio e il fradeo di Vincenzo. Ma sito sicura? Che ha le gambe baie, anche a massa, che passa un can con una fassina in bocca. No, e devo dire, siete sicura che piace Vittorio? Perché in tal caso ne avrei qualche speranza su Vincenzo. Signorine, contessine, la vostra mamma l'avevamo a dire che domani arriverà vostra nonna, la contessa Ersilia, per passare qua con voi altri le feste di Natale. Se siamo appena in ottobre, la sei in anticipo tu scherzo? Lavoraccia passi avanti con gli auguri delle mie. E sì, va là, la gavarà a pensare che a stanello qua con noi altri che casa con quella bisbetica di Asia Lucrezia. A proposito, Maria, sei andata via di Asia Lucrezia? Sì, per fortuna. Oh, Signora Mare, Ma de casa detto la Maria che cada arrivare la nonna Ersilia. sì, mamma, e non capiamo come mai che avviene qua così presto. Manca ancora dove sia Natale. ma magari lo fa così in Lucrezia per caso. Posso osservare il negatito che è arrivato là? Ma che non sta tanto bene. A me è passato a sentirla a Donna Silvia. Dimmi cara, che ti trovai moroso? E chi sei tua sorella che si sposerà per prima? A Salerno stufa e agre, mamma, fuori di sentire sempre le solite domande. Abbiamo ancora da ricaparsi dall'ultima volta che si sta qua. Non stai pensando mai adesso avanti. Sì mamma, ma ti ho sempre detto come che si fa la nonna Silvia? La ne fa venire l'acqua in tise nocci. Ma lo sapete voi bene? Sì mamma che lo sapevo, sì. Signora contessa, riferisco. Lo sai, stamattina sono andata al mercato e c'era la gente che diceva che se torna uno dell'America, dove che ha fatto fortuna, e stava cercando una certa Isabella. E per cosa me lo dici tu a me? Io non so già Isabella. Sì, che diciamo Isabella? Ma non conosco nessuno che si andrà in America. Non si ricorda più del conte Marco Roventa che faceva la corte. Beh, adesso vado in cucina. Insomma qua, è sempre tutto fuori a posto. Le serve che non serve a niente. Lega che va Io un po' di paura. Ma io dicevo a mamma? E la mamma cosa può la fare? Beh, niente, se per quello. Allora, è meglio che aspettiamo che torna il nostro sorpare. E se per caso fosse un spasimante? Un spasimante, madame, un spasimante, ma di chi? Ma di chi? Di una di noi altre magari. E se lei ha fatto avanti a doversi andare tutte e quattro a parlare? A parlare, a te dovresti andare di ti, Elena, che ti si rapiveccia. E Gavara capito che il nostro signor pare e le vie che qua siamo solo tutte donne. E se fosse un ladro? Un ladro? Se è vero. E magari metti anche a controllare la casa per vedere chi va e chi viene. Ma figurati. Lo domandiamo alla Maria. Sì. Maria, sento niente dell'uomo là fuori che sia il cancello? L'uomo fuori dal portone? Sì. Non avevo proprio fatto caso, Ma secondo te, Maria, cosa farà là fuori? Non se tu lo vedo. E cosa vuoi io che faccia, signorina Paola? Aspetterà qualche duni o qualche duna? Magari, chi lo sa. Non è uno spasimante. Ma ad Ilaria preoccupare? Le è successo qualcosa? Signora Isabella, ma se ne avevo accorto che era fuori dal portone da un buchi di dì, che c'è un uomo tutto in
sta barà che spiarento verso la casa, ma appena che gli vede qualche luna e si sconde E non fa niente. E sta là, fermo, secco come un baccalà. E fermo come un canale di sorgo. un baccalà secco come un canaro di sorgo. Il me ricorda uno. L'Angela stamattina andando al mercato l'aveva sentito che c'è un uomo che gira per il paese e potrebbe essere il baccalà che dicevo gli altri. Pare che venga dall'America e che sia devo cercare una certa Isabella. Mamma, ma te sai anche lo ti? Ah no, Adesso vado a vedere dove che sei là. Scusate, signora Isabella, avevo detto che viene dall'America. sì, proprio dall'America. Ma per caso lo conosci? No, signora Isabella, ma potrebbe essere... Ah, no, è impossibile, non può essere dove anche così, Ma insomma, lo conosci o no? stavo pensando a uno che si partì per l'America tanti anni fa e non è più tornato. Mamma, ma è ora di me. Cosa sai che dovremmo fare? Ah, proprio niente. Ma che avevamo anche paura noi altri. Non stai preoccuparvi, aspettiamo che arriva la vostra signora, che pensa da una. Adesso venite che andiamo a cena. Sì, mamma. La veni avanti, che intanto vi porto su in camera le sue valigie. Sì, ma mi raccomando, perché guarda che le siete qualità, trattarle bene. Sicuro. La sivita è comoda, Lucia! Mi metto comoda. Una carrega. Allora, cos'è? Ma le paese che... Ma Lucia, le mie valise. Ah, bene. Adesso vuoi chiamare la contessa Isabella. Sì, ma mi raccomando, fa piano, perché siete qualità. Sicuro? Da fidarsi. Questo sempre sì. Benedetto, guarda. John! Lucia, dov'etto? Vieni a proposito, perché a Saro devo guardare, ma lo sento che mi stavo su sta casa qua quando che mi sono sposata. Guarda, a mio ricordo come se fosse ieri, e sera, un anno bisesto, al 29 di febbraio, il 5 di mattina, sì. Ma in un anno bisesto si era sposato. Le valise, ma Lucia, un anno bisesto. Lei un anno senza sesto? Un anno disgraziato? Beh, partì forse. Per me invece resta un anno fortunato. Sì. Ma ai 5 della mattina si era sposato. E sarà sta anche già su per terra. No, solo che quello, anche se era anche una nebbia che si poteva tagliare quel corteo, ma cosa ha avuto. I miei testimoni, dopo il matrimonio, doveva andare a buscare i disegni nel vignaio, perché si aveva già mandato, no? E i paroni, Messior Pare e mio fratello, i dovevi attenderli. Lucia, Messior Pare per il matrimonio, perché non ci passa freddo. E mi aveva comprato anche una pellicetta tutta bianca della penna. Della penna? Cosa sei della penna? De coniglio, Lucia, de coniglio. La penna, le francese. Sì, ma cosa che parlo? Sì, vai. Ma io, se andai in viaggio di nozze? No, in viaggio di nozze, beh, non costumava a miei tempi. Il mio viaggio si sta come Mario, dai accesa, fin casa. Ma in casa a far cosa è 5 della mattina? No, beh, non era più 5 di mattina, già è 5 e mezza. Cosa avevo fatto? Beh, siamo andati in cucina, se abbiamo bevuto una bella ciccara di cioccolata calda e dopo, quando che ha messo di
se avevamo alzato dalla tola, siamo andati a fare due passi. Ascoltare così tanto che c'è quella che vi si alza a mezzodì, dai a toia. Lucia, va bene che sei Isabella, va bene, tu ripeta, ma mi raccomando e mi paese. Mamma, parlato che serve, dice come parlare, non so che fa. I semi mi mettono a pure dire due parole. Piano! Ecco. Wow. Mi raccomando. Sperami ben perché... Ma non è Silvia! Ah, cara, me ne vo dalla vigna là. Come stai? Come vai? Cosa mi conti de nuovo? Ghetto trovai moroso e tua sorella. Signora Madonna, ma che contenta che so di vedervi, come stai? Bene, Gabina mia signora. Oh, a sentire arrivare a signora Orsola, che a vorrà sicuro sai aiutarvi. Ma mi volevo aiutare, me ne vuoi per prima, no, signora Orsola? A proposito, dai trovai il moroso. No, la sorella è in piazza a fare spese. In piazza fa spese? Beh, le potevi anche aspettarmi, no? Lei sapeva che sarebbe arrivata. Ma nonna, le sei da comprarti un regaletto per cui sei in piazza. Davvero? Sì. Bene, ora va bene. Cara signora Silvia, come sei? È tanto che non si vedemo, eh? La sei comoda, sei comoda. Ma chi sei? Se conoscevo? Ma come? Non si ricorda mia di me? Sono l'Orsola, l'amica di Sofia Lucrezia. Lo sai che mia figlia Caterina la sta diventando vista del dottore de Tuvia? E il dottore? Sì. A sua età e si sposa. Ah, ma e Sofia a quanti anni Gaia? È la ghina in town. Ah, se 50 vorrà dire. Ma no, la Gaia stessa età del suo nevoda. Ma qua a me ne voda chi non 4 de ne vode. Ah, sì, qui a Pivezza, vero? Sì. Signora Madonna? Sì. Ma le posso portare qualcosa da bere? Un tè, un caffè? Ma per carità, né te né caffè che mi fa agitazione, piuttosto invece aveva via un giossetto di torcoiato, sì, e magari anche qualcosa da mangiare perché ancora non ho tocca niente. Ma io sicura che vuoi torcoiato? Ma so che vi fa male di indorse. Beh, chi sei che ti ora detto che mi fa male? Lo bevo volentieri perché ho da scaldarmi fuori ho tutti i bracci e le gambe fredde, guarda. Bracci e le gambe, Logana. Ise già sa. Va bene, vai alla vigna. Vai cosina e digli a Maria di portare un bicchiere di torcoiato. Appena tu devi. E anche una fetta di torta. La piccola bartolona. Vado, mamma. E io, signora Orsola, ti varisci a qualcosa? Beh, anche a me un giossetto del torcoiato, grazie. Mi fa allegria, ma sì, rende gioiosi, sì, si agganza. Ah, no, si fa proprio bene. Ciao nonna, ecco, siamo arrivati. Cara. Signora Orsola, Visto, signora Orsola? Beh, guarda, ti devo portare un regaletto. sì, vabbè, però neanche mi domandai come castavo, correttami. Ma vedevo che te stai bene, Ma nonna. come che sto bene? Ho disivo gli altri che sto bene, non sapevi neanche a quanti dolori che guardevo tanto mai a schiena, le gambe, i ginocchi, e di notte che dormo poco, e ora sono sempre stufa. Nonna, lo sapevo, sai perché sei un toco che ti male la schiena, le gambe, i ginocchi e ne dispiace tanto. Ma te vedrai che qua con noi altri ti stare meglio. Intanto guarda cosa che te ne avevo comprato. Guarda che bella. Questa è una scatoletta portapillole. La scatoletta, ma mia me parla la scatoletta per le medicine. Appunto, le vuoi proprio augurarmi che staga sempre male. Va bene, grazie stesso. Ma altre due manco che vi ho trovato il moroso. Ecco che la ricomincia con la solita solfa. No. E come faccio? Non ne dice niente nessuno. Permesso. Ecco qua che porta la fetta dei dolci e il vino sfogliato. Guarda, ti che la sei quella che mi piace tanto a me. Fatta quei pumi, Maria. Sì. E guarda con tanto zucchero sopra che fa crostesina. Sì?
Maria, ma che vedi to poco? Ma te pare una fetta di torta sta qua? La gente si piccola che ha fatto fin peccato. E guarda che torqueato in su, mi aveva un'altra stanza. Ma se fa neanche ora bagnarsi il becco che ha finito? Sei meglio dei nostri. E perché? Perché se sui ore di signora Ersilia. Vabbè, ora è meglio che vada 10 minuti in camera a posarmi le gambe. Guardi, vedi come compagno. Ma fare piano perché la Marta Maria ha tanto mai a schiena, le gambe, le ginocchia, le notte, le sto sempre. Sei ancora qua? Ma perché non sta mia che fa tanto bene signora Ersilia? Cosa vuole? Ha avuto una giornata pesante. La sei appena arrivata a Barbaran, la sei stracca. Ma non mi neanche quasi conosciuta? Sei qualche anno che asenda via da qua per stare da più a Lucrezia e... Lo so che sta con Lucrezia e so anche che ne va mia tanto d'accordo. La Lucrezia le mi conta che fa sempre discorsi strani sua mamma. Ah, mi non so niente ciò. Ma ora mi dica, sul fiore, se sta promesse, le capiani dove fiore, vero? No. Ah no. Dei fiori a pidezza, la sei nata quando a sua. Ah, beh. Ma come Ottavio cosa ha deciso che dopo destinare ai dose? Signora Orsola, ma mi scusa sai, ma a god andare a vedere come che sta signora Madonna. A so capita proprio in un brutto momento, ma tornerò ancora fra 4 ciacque con signora Ersilia, sempre se si ricorda che sono la saludo Isabella. La saluto. Ah no, non vede mai le schiena che tegna qua, non si può, mia guarda che roba. Mamma mia, vergo è il vaso come il rosolio. Volo? Guarda che è bravo e buono che è. Beh, insomma, volevo dire che non è tanto bello, ma lei. Ma le alto, e l'altezza, la si sa, mezza bellezza. Ma per caso ti piace, no? Sì, e anche a lui piace. Ma siete sicura? Allora sei tutto quanto a posto? Ma sono preoccupata alla vigna e per Cecilia che non è ancora a trovare Mario. Gli anni passano e non vorrei che restasse Che vedere che con una bella dote anche sarà più di qualche che vorrà sposarle. Vabbè, che una bella dote fa il suo effetto. Ma dove metti tu l'amore? Vabbè, l'amore venirà col tempo. Ma ti sposeresti tu senza amore? Dipende. E dipende da cosa? Se sei giovane, bello, signoro, intelligente, e se mi vuoi bene. E te per poco. Mamma, allora cosa incontrare quello che mi piace? Sì. E chi sei? L'altra domenica in chiesa avevo incontrato il conte Gabriele. Stavo poggiando i dei nell'acqua santiera quando lui mi anticipava passandomi l'acqua santa perché mi facesse il segno della croce. E se sta gentile? Ah, non solo gentile, il negante ha fatto un sorriso guardandomi negli occhi. E te cosa che tu fatto? Agghegò sorriso anche a me guardandolo negli occhi. Ma avevo subito sbassare la testa perché la gente intorno non la si accorgesse. Ma ti dirò di più. Quando che mi ha toccato i dei bagnati a casacca, avevo sentito un brivido sopra la schiena che ancora le scristole. Ma sarà stata l'acqua santa che era fredda già sa? Alle sta un brivido d'amore. Ma come posso fare? Perché anche lui si innamora di me. Avevo sentito dire che se te continui a dire in continuazione il nome del toso che ti piace, e sarà tuo per sempre. Ma sei tu sicura? Ma dove l'ha detto sentire sta storia? Ma mi aveva detto la Cecilia. Ah, ecco perché l'altro giorno la
ripetevo un sacco di volte il nome di un certo Francesco. E sarà quel che ti piace a ella? Ma allora, Gabriele, sì, Gabriele! Vostra cognata, la contessa Isabella, le arriva subito. Ah, Maria Vaiala mi passa portare una ciccara di tè e qualche biscottin perché so sfinia. Ma ben contento subito, ma ne mando la lussietta. Sì, ma la cura la passa presto? Maria Vergine, sei ancora qua? Corro. Maria, che donna impossibile che a secchia contessa lì. Sempre piena di pretese, ciò e mai una volta che dica un grazie. Cara Lucrezia, come mai qua a ste ore? Un po' così notte, ma è venuta qua. So che mia mamma è venuta qua. Sì, la se ne storia in letto a riposarsi. E non ti dai a detto niente? E cosa dovevi a dire? Ma che avevamo baruffà? Beh, sì, ma avuto qualcosa di caldo da bere? A gosà comandate i biscotti, ma mi riva mai, cara Isabella, perché le serve proprio buoni da niente. Ecco, signora, e il tè con i biscotti che aveva comandato. Ma dove si sta fin adesso? Avete fatto il giro della piazza prima di arrivare qua. E il giro della piazza no, ma avevo dovuto mettere sull'acqua per fare il tè. Ben cara Vaia, ti da te che da esce sta battesà con l'acqua dove chi da cucina il fulpi secco. E quindi perché a tenerlo sempre pronto sul fuoco con l'acqua calda. Cara Isabella, ti non te insegni niente e tu serve. Vabbè, per quello te basti ti. È un bel ciò, ma mia mamma quasi arriva qua, te pareri un poco via di testa. Beh, a dire il vero, non mi pare mia sempre che stava tanto bene. Ah, ma perché secondo ti sei ammalata? No, no. Diciamo che in età avanza e non sei più tanto giovane. Ciò, ma ora dimmi che mai che ha gana. La confonde le robe e a volte non sa neanche quello che dice. Ma secondo ti può la guarire? Ah no, la è una malattia dovuta all'età. Ma che sarà qualcosa che può dare a farla stermene, non so, magari un ovetto sbattuto la mattina con un giosso di caffè. Beh, proverò. A che penserò? Ave Maria, grazie buona, questa come quella come questa come quella. Beh, ciò, ma Isabella, cosa ha fatto? Te me pari a gittare credito? Ma non sapeva mia ciò che ti geri una decisa. E dopo ti dici sempre Ave Maria, questa come quella, che altra come st'altra. E il parroco e negare a comandare a pregare e di dire il rosario per le anime bisognose di misericordia. Ah beh, sì. Ogni momento secondo. Sì, Specie quando che perdo la pazienza. E ci farò l'indulgenza così a salvo anche la mia. Ah, e poi, se non dico tutta la preghiera, se perché ogni Ave Maria la si accompagna le chiappe. Che bambina dico che In fondo basta l'intenzione. ah beh, sì, è vero per quello. Ciò, ma è ora? Ma ha detto fate così tanti peccati? Ma a proposito di peccati, lo setto che qua fuori dal cancello ha un uomo che il negato mandà se qua su sta casa che abita una certa Isabella. Ma ha detto anche l'amante. L'amante? Ma ti sei un dov'è? Ma va là! Maria, Maria, la sia bene, questo come quella Oh Maria Santa! Ma non sarà mia! È il conte Marco Roventa che mi serve a mia! E la volta
che mi lo vuoi rifiutare? E se partio per l'America per dismentecarmi che mi ha detto e non è più tornato. Isabella, la me parea, você de me fio a Lucrezia. Sì, la zera della Lucrezia, Vitto. ma la gente via subito. E cosa sei venuto a fare? La voglio solo sapere se gusta bene. Ah, la vuoi a sapere se stavo bene, la sega pentia e ora la megassica degli un sacco di parole e non ha mega neanche dato a mangiare. Ma sì, io sicura, signora Madonna. Ma come si tocca a te a dire che sono via di testa? Oh. Ma sta attenta, ma la Cecilia dove sia? Ah, gai a trovare il moroso via. Ma no, la sede solo in camera perché non si sentiva tanto bene. Veni con me che andiamo in cucina. Sì, ma va piano perché guarda che voi se nocci che sgrenza. E dopo non capisco perché non ancora tutta de onda. La sei così antipatica che non posso vederla paroggi e mi domando come che faccia la signora Isabella a sopportarla. Signora Ursula, la viene avanti? Grazie Lucia, mi fermo solo qualche minuto, solo voglio vedere come che sta con Silvia. Sicuro? Prego. Grazie. Ah, buon Dio, Orsoia, la sei comoda, sai, accomoda, guarda, veramente. Buongiorno, che Silvia. La vedo bene ancora, Abbastanza, basta posarmi un poco. Ben avanti, dai, che mi dica io la Soffioia. Quando sei che si sposa? Mia fioia cara, la si sposa fra 15 giorni. Per carità, fra poco. E dove sei che va a stare, scusiti, novei? Va stare in casa del dottore? In casa del dottore, ma non è ancora sua mamma al mondo. Sì, e non puoi mica stare da sola perché la sei inferma. Ah, poveretta, la sei inferma. E pensare che ha la mia stessa età. Beh, va bene, cosa vuole? Beh, ma la sarà contenta, Soffioia. Ciò perché non si mi ha da tutti. Sposare il dottore del paese e farghe da infermiera a sua mamma. Infermiera? Sì. No. Beh, la saluto, veniamo a trovarla un'altra volta che adesso quando andare da Sazza provavo il vestito per i nostri. Sì, la vaga, vai, la saluto un carino. Cosa credevi a che non mi ricordasse neanche a picchi che era. Guardella se sempre sta una ciacoeona e una petegoea. Amica de me fioea e abbiamo dito tutto. Vincenzo, Gabriele, oh sì, Gabriele, Arnaldo! Vedete io diventare tutte matte? Bisognerà, vero, che la signora Isabella la parla ben con suo Dario e il conte Ottavio de Soffioe. Ho paura che i tosi lì le sia di andare fuori de matto tutta il dì ciò le gira per le stanze ripetendo dei nomi sempre quei alla fine è sfinimento, vero? E sarà meglio che il conte Ottavio si distrega che prende fuori un marito che i tosi lì, perché sennò le contessine ne resterà sì da maridare, esite, ma anche fuori di testa. Cosa ha fatto qua da sola, Maria? Scusami, ma già rodrio pensare ai vostri fiori, le contessine, sapete quanto ben che voi a tutte e quattro. Lo so, Maria, ma cosa ha voluto dirmi? Perché è il vero, ma già rodrio pensare a dei bravi giovanotti e di buona famiglia da farvi conoscere le signorine per farle maridare. Non sta variante ti.
che già pensa tutto nel signor Mario. Per San Martino e lei invita qua 4 giovanotti di buona famiglia da presentarvi ai nostri fiori. Oh, che contenta che so, che bella festa che faremo, sì. Oh, che bello, che bello. Questa è una fetta di torta, no? Quella di prima. Cose? Dimmi quando carega ti fai sentire su a nonna. Cosa è successo? La nonna, la senta visto? Ecco nonna, come sente? Ecco, sente? Cosa è successo a nonna? Eppure un bicchiere di acqua da far vedere. E c'è bene le vostre sorelle. Signora Ersilia, mi sentio? Maria, dai più forte che sberlente. Non hai mia, quale sberlente lì. Ma madre, non perché vedere tutte queste sciarpe. Scusate, signora Ersilia, ma tieni come sveglio? Che fa paura? Adesso come vai? È come voglio chiamare. Mi fa male tutte le masse. La sberlota, ma so forte. Ma no, Maria, no, sa che da lì sa ti ha sapeso perché la gata gli ha fatto una tragedia. Una tragedia? No, non posso mica morire prima che me ne vode se hai trovato il moroso. Cosa dici? Cacciamemo il dottore? Ma non mi pare che ancora è. Ecco, nonna, ti devo portare l'acqua. Ma la sei acqua davvero? Questa? No? Mi serve un giossetto di vino perché hanno qualcosa da mandare su. Mi si ingossa. Nonna. È tutta quanta piena di fregole, guarda che roba, guarda. Ma detto, ma neanche ancora la conta. Non sai che la devi fare male. Nonna, a te sei io soffocante. Chi mi soffegarmi, ma no, Edina. Dimmi che ti che catai il moroso, bello, che sia mi vecchia il manco. Nonna, deve semplicemente i morusiti. Perché ti noti continui speciale dalla mattina? Beh, vorrà dire che stasera a stare leggera vai a bere solo un brodetto. Ecco, su un brodetto, bella roba c'ho. Ma manco dopo però una fettina di torta piccola, se puoi cavagnarla, vero? Io, cacciamemo il dottore ora? Ma no, cuore, no. Beh, cosa che insetto ti? Sito il dottore che ti sai sta roba da rispondere. Ma signora Ersilia, non vi ricordate che rimane una fetta di torta di soppegon e che mi sentava di traverso? Una fetta di torta? Eh no, sì. vai a torta! No, non mi Va ricordo. bene, Maria, va a chiamare il dottore. Intanto mi alla compagno in letto. Anche se mi pare che a sta a casa meglio perché anche se torna al fiato. Sì. Senti Isabella, mi bisogna che ti domanda una roba, non voglio ancora capire. Ma me ne vode che hai catasto? Sono qua, Maria, hai bisogno di te. Beh, cosa che hai da dirmi, cara? Aspetta un puteo. Aspetti un puteo? Ma come sei successo? È successo a solita maniera. A solita maniera, ma non ti si mia sta attenta. Mi sì, ma il mio uomo no. Ma dovevo insegnare come fare. Insomma, ma al manco, in quanti mesi sito? Credo in 6 mesi. In 6
e mesi. Vado scarico a dirlo, benedetta donna. Beh, insomma, beh, e dopo a signora Isabella a che ti sarò mi secco. Ecco sarà il momento. Sta tranquilla, non state dar pensiero. Ti aiuterò, sei cara Angela. Va bene, però avevo paura perché avevo una certa età. Sì, è vero, ma guarda, Seto, che mi so l'allevatrice tollerata e a pagamento. Ma qui, Seto, sta tranquilla, non ti domanderò niente. Guarda, Seto, che mi conosco bene, è il mio mestiere, meglio di chi ostetriche là che manda il comune. E poi io sé che quando chi si origa bisogno mi chiama sempre mi. Sì, lo so, Maria, grazie, Seto. Adesso bisogna che vada in cucina perché ho da grattare il formaggio cominciando da agrosta perché apparonano a voi che sprechiamo niente. Oh Dio, va bene. Sparagnate siete poi, Seto. Sì, Maria. Maria, ma dice qualcosa che non va? Signora contessa, l'Angia l'aspetta un puteo. Ma è una bella notizia, Beh, insomma, mica tanto sapevo. Guarda che l'Angia la sei mia pita giovane. Ma sì, ma guarda che con te la sei in buone mani, Sì, è vero. Capire solo, signora contessa. Tose, qua. Signora Mare, avevo da dirvi una roba importante. Sì, l'Angela l'aspetta un puteo. Ah, che bello! Una bella notizia, mi raccomando però. Sì, senza tenere conto sta notizia, vostro signor padre, perché bisogna che lo prepara. Vabbè, mamma, ma non sarà mia lui papà del puteo, no? Che te da prepararlo. Magari anche quella. Ma lo sai che al nostro signor padre non gli piace le novità e bisogna dirgli le robe un poco per volta. Piuttosto avevo pensato che potresti preparare il corredino del puteo invece di continuare a ricamare i soliti i suoi padote. Perché ne avvisa tanti e più passa gli anni e più in sui cresce. Ma se proprio una bella idea. Sì. Finalmente che ti si qua? Ma come stai? Sto bene, mamma, ma di cos'è che sai di parlare? Ma dell'Angela che stai con puteo? Oh, che bella notizia, che contenta che sono! Voglio pensare che preparate il corredino. Mica ricamerò i soletti e Elena. Mica taglierò fuori i bavaduri e di Cecilia. Ah beh, mica farò una bella copertina qui fai. Ma allora se sei così, mi adesso vado in granare, partire il baule, no? Così mettevo dentro tutto quanto il corredino. E sa che di so, guarderò anche se chi sei la nostra figlia. Sì, ma io E mi dai punti, vieni Elena, vieni. Raccontami come si andava, Barbara. Ma te che fatto stare il pensiero? Non sapevo più che così contargli a nostra signora mamma che continuava a domandarmi dove che te già via. Sta attenta, intanto grazie che te mi metti in tutto questo, setto. Però adesso bisogna che andiamo, ti conterò tutto dopo. Andiamo, dai, fuori, sì. Sempre acqua e bella da bere. Se bevi l'acqua che te lava solo, bevi acqua che ti fa bene. No, massa piccolo. Meglio dare ai misure giuste. Visto che sì che fa bene.
Lucrezia. Da nuovo? Mi dia un nervoso quanto che viene quando. Ave Maria, ora si è Lo deve. Cara Isabella, ma sento ancora Dio pregare. Ma prego per le anime bisognose di misericordia. Ah sì, vai a. Ma senti che cattivo odore che viene dalla cucina. Ma se dici che cosina l'angela? Ben cara vai a, mi sto tanto che mi fa venire pantina a fanno. E voi altri cosa si devo fare? Mi soetti covertine, bavarui, ma poi chi sei ciò? Chi sei che aspetta un puteo? Ma sepa nostra coga, l'angela. Davvero? Beh, mi non ne credo mia, Magari una delle tose sedrì ospitare un puteo senza essere maritata. Ah, ma mi scoprirò, Peggio ora mi farì sapere quando che nasce il figlio della coga. E voglio farti un regalo un cammino. Ah, te lo disegno di sicuro. Ciao mamma. Mi fratello tardi, non sai usare. Ah, noi ancora. Io direvo quando che a coga si vedrà la panza. Al momento la pare solo che ingrassata. Ah, ciao mamma, il fratello Ottavio già in casa. No, zia, lei fuori. Ah beh, scommetto che sta sempre fuori per non sentire tutte le ciacque che facevo gli altre femmine qua. Sì, zia, se far quello. Ma dimmi, zia, Giovanni come stai? Quale Giovanni? Ah, Giovanni è il nepote di mio marito te disi. Ah ben, te dovresti domandarti a tua sorella Cecilia che l'altro giorno sei venuto a trovarlo. Vero Cecilia? Come mai che ti si venuto a Barbaranda che ti soia? Mia Barbara? No, sai così, te sbagli. Ma quando sarebbe stato? L'altro giorno mi ho gradito Giovanni. Zia, guarda che tu ti sbagli, perché l'altro giorno mia sorella Cecilia Poretta già era in letto col mal di panza. Ah, Giovanni non dice mie bugie, e a ti non te credo. Ah, vorresti darmi l'idea bugiare a mia sorella. Ah, mi sono sicura, cara, che Giovanni non dice mie bugie. Giovanni non dice mia le bugie. Ti sito di smentegare quella volta che è tutto sul caresse ed scondò per andare a Sandrigo e garotto una roda. E cosa ti avevo fatto credere? Che già era sta soffiolo del fattore. Ah, non mi ricordo. Spero che non bugiaro. Siamo perdere. Comunque dica che domenica potrei venire a trovarne. Ah, non so, cara, se poi, perché lui sarà amorosa. Buongiorno signore, questo sentio bene? Se qualcuno che sia amorosa? Bene, vedo Giovanni, e ti sito sempre qua adesso. A solo in un veder come che sta con mamma. Ciao zia, cosa sei che ti hai detto? Giovanni che trova amorosa? Chi sia? Ma come che hai fatto? Quando è successo? Ma quante domande che mi fai, brutte slenguazioni che mi mettiamo che confusione. E poi potrei venire a dirvi lui quando che venirà a farvi gli auguri per Natale. Beh, non puoi venire a trovarmi prima. Può darsi, perché so che il ad andare a Novoedo come il marito da un certo Sciortoni perché il ad a comprare una vacca da latte e magari passa anche a parte qua. Ma Lucrezia, avevo sentito dire che il signor Toni, quello che sta al bosco di Novoedo, e se è morto e che gassa tutto in eredità all'orfanotrofio. Ma è cosa che gabarissimo a sa? 10 fioi e una vacca da latte. Ma vai a orso e informate meglio e Toni che dico mi non ga neanche a fioi. Ciao Lucrezia, quando che ti torni in casa tua, via Giovanni, che gli avevo tanto piacere, se vieni a trovarne insieme con la sua amorosa. Ah beh, ciò, assomiglia per cosa che haga caro che vuoi che venga qua. La crede aver tal bauco che sposa suo fiore incinta. Ma il mia mamma dove sei ciò che non ha detto? La sua in camera perché ieri mi sei venuto mai e abbiamo chiamato il dottore. Ah, e ora vado di sora a vedere come ti sta. Tutto che ti compagna. Ah, non occorre.
ti ricordo che una volta stavo qua di casa, questa leggera casa mia. Una volta. Aspettami, Lucrezia, che vengo qui a vedere Devo, vai a- non devo, sì. Non che posso più, che mancava solo l'orso. Ave Maria Grazia, Mamma, Tofe, io ho visto che pressa che aveva la zia Lucrezia in Albia. La gada aver pensato che una di noi altri aspetta un puteo e che l'intenzione sia poi a farsi sposare dal barucco del suo nipote Giovanni. Sì, bella mia, farsi sposare dal culo di Giovanni. Ma sei ancora la scorza di uovo in testa? non via, faccio i conti dopo. Signora Isabella, se rimane amiche del settore, studiamo insieme al collegio Cune Canossiane a Venezia. Posso farle accomodare in giardino? Ma sì, ma non si mi ammazza freddo in giardino. E cosa vuoi io? Le giovane lore e noi che vada. E poi, le sue fiore, le contessine, le se di ospitarle là fuori, senta sotto il cacaro. Ma dai, c'è freddo. E cosa vuoi io? Le si arriva in carrozza, le che aveva il finestrino i giovani va sempre caldo, e che saranno via vose. Va bene, va. Fagli preparare qualcosa di caldo che si scalda fuori, mi va o che vado ad andare in piazza. Vabbè, come che comandè, signora contessa. Speriamo che a contessa Isabella non si sia accorta che le 4 amiche lese i morosi travestiti. Signorine, contessine, ha sentito la carrozza di vostra mamma, desidero tornare. Aiuto. Sei come qui nel giardino. Ma stise i fiori del mio giardino. Fiori? Ma chi c'erano le vostre amiche? Non le avevo mai viste. E c'era proprio strane. Quindi ha partito aperto i fiori del mio giardino. Ma, bene, allora sentite qua. Vostro signor pare che starà via per affari. Ma me l'ha raccomandato di dirvi che al suo ritorno, la sera di San Martino, e vi presenterà i vostri novizi. Ah, e ti mamma, ma ti sento che chi sei? Certo che so che chi sei. Chi sarà il conte Arnaldo? Ti dico, sa, che se mi pare mi destina un marito che non voglio, mi faccio suora, di clausura, perché mi sono innamorata di Vincenzo. Vabbè, spero proprio che le domande il permesso prima, perché sarebbe proprio una brutta situazione trovarsi tutte e 4 in convento o chissà dove in mezzo ai pericoli. Cara mia, te si sa in mezzo ai pericoli, perché prima te dovrai contarmi per cose che ti si da finirla a Barbarà. Vabbè, mamma, ti dico tutto. Sono andata a Barbaran a trovare Francesco, ma non vuoi neanche a casa. E ora sono andata a Giovanni, che mi aveva fatto dormire
nella stanza della serva perché non mi vedesse a zia Lucrezia. E dopo sono tornato a casa col calesse, guidata dal sottottore. Ma te rendi conto di quello che te ne fatto? La nostra famiglia la vegnerà a disonorare se qualcuno vegnerà a saperlo. Sai a zia Lucrezia chissà quante ciacque che farà con tutti. Vabbè mamma, ma guarda che sento, non mi ha fatto niente di male. Se che a me mi piace proprio Francesco e non vedo l'ora di sposarmi per poter fare quello che voglio. Una cosa per bene, non a fare ste robe. Noi altre lo avevo già stabilito il nostro futuro marito e non volevo salare di novizi che ne vuoi dare nostro sorpare. Ah, la sei così, eh? Certo. Ma lo sapevi che se vostro sorpare che decide chi che sarà il marito, quando che sarà il matrimonio e quanto che vi darà di dote. Mi voglio il conte Gabriele da Mancimuglio. E mi voglio il conte Arnaldo da Bassani. E mi voglio il conte Vincenzo da Cardogno. Dice Cecilia che vuoi Francesco, vero? Sì mamma, e il conte Francesco Roventa da Barbara. Cosa ha detto? Francesco Roventa da Barbara? È il figlio di Marco! Sì mamma, suo padre Marco è già partito per l'America per una delusione d'amore, ma è così sta in nave, che ha trovato una tosa da Treviso e si è subito innamorato, le torna in Rio e la ha sposato. So, e se la consola presto, proprio un uomo di parola. E me diceva, ti amerò per sempre. Sapevo, signora contessa, che siete tutti bravi fioi e di buona famiglia e poi qui segno qua e mi ha fatto proprio tutti quattro una grande impressione. Mi sei va a incontrare sto uomo? E quando sei che sei stato? E ricordeo, signora contessa, che un dì se vigno qua 4 amiche delle vostre fiore. Lui c'era mia le amiche, ma i c'era Iuri, voglio dire, i morosi, e se l'aveva travestita donna per non farsi riconoscere, e così la fuori in giardino sotto il cacaro, e ha potuto vedersi e parlarsi. E pareva che ne fosse qualcosa di strano. Mi avevi fatta sotto il naso. Maria, a me stupisco di te, che te si presta a sto inganno. E cosa io, signora contessa? Le signorine le insistiva così tanto che mi mega parso di potermi dare questa libertà, anche perché sapevi che mi fai contessine, mi sento un pochetto come mia mamma. Quale mamma? Sono solo io. Sì, è vero, avevi ragione, scusate. Ma dico capio che voi, signora contessa, non avevi nessuna intenzione di aiutare le vostre fiore, le contessine, a essere felici e a sposare i tusiche che piace a loro. Ti Maria, ti si qua da massa tempo e te che oltrepassa il limite. Ah, beh, vorrà dire che andrò via? Non stiamo esagerare adesso avanti, che sei ancora bisogno di ti su sta casa. Mi? Avevo bisogno di ti, Maria. Beh, allora se dici così, vorrà dire che resterò, signora contessa. Cara Isabella, sono venuta a trovarti. A vedere se che sono novità, se tu più e se va a trovare sto moroso. Le stavo giusto chiamando per parlare. Ah, beh, cioè ora mi sento so qua e non verso bocca. Dove? Qua. A
proposito dei vostri novizi. Allora, cara Lavinia, tu signor pare che pensa che il conte Luigi da Monterosso daria ben sparti. Luigi da Monterosso? Ma mamma, sei brutto come il brutto tempo! Ah beh sì, guarda, che quando ti vada fuori i poteri brutti, sua mamma l'ha corso per arrivare prima. Come dicono, dice anche la zia Lucrezia, e lui non lo voglio proprio, guarda che me Vincenzo sei 1000 volte meglio di Luigi da Monterosso, e sei anche della buona famiglia. E ti, Cecilia, ti dovresti sposare Osvaldo da Maio. Cosa sei che ti hai detto? Osvaldo da Maio, sei va vecchio e sei incalmato loco. E poi guarda mamma, che mio Francesco è nella famiglia più importante di quella di Vincenzo. Si sento dire la famiglia del De Vincenzo. Anche Gabriele è di buona famiglia, sento. Pide tutti do anche di via. Sì. Beh, veramente partito sarebbe destinato Giuseppe del Covoli. Giuseppe del Covoi? Ah mamma mia, quello è la magna pesce bauco e sempre io come a cuore del mastro. E dico ben contentate, guarda, che nessuna donna può far diventare intelligente un uomo quando che lei è stupido. La io finia, qua il pissione di tutti, Zen e Arnaldo, e i vostri sposinati se di fuori cani in confronto a lui. Beh, veramente la partita sarebbe destinata Vittorio da Monteggio. Vittorio da Musticcio? Il dise che è proprio cattivo. Ah beh sì, guarda che quello, quando che già era piccolo e che da parfina morsegà i tempi a sua madre. Che comunque non saremo niente a parlare di quanto signori chi è, ma si viene da una buona famiglia. Basta, non voglio baruffe. E se è così, ricordate che siete tutti di buona famiglia. E voi altri dovete accettare quello che ha deciso vostro signor pare. E ti, Lucrezia, finisce a mettere del naso. E se robe di famiglia queste. Bencio, a non taso neanche quando che l'ho torto, figurati se taso come e poi a so sorella di Ottavio, a sona Monza, mi cara, ti saluto vai a. Siamo in segreta. Una lettera urgente per il conte Ottavio. Eccola qua. Se meglio me la versa subito che la nesa. Un notaio di Milano. Desiderati gli eredi, cugini dei Monza, chi voi a sua parte. Oh Maria Vergine, cosa dirai, signor Mario? Maria, bisogna cavarla subito mia se voglio questa lettera, la che va in tempo, signor Mario, ma ti bisogna dei compagni, che Mettiore le può arrangiarsi da sole, ma anche se paura da un topo. Devo che devo fare il paese. Ma signora contessa, e come fino con che l'uomo è tutto in cabarà, che si sconde da Dio il portone? Te che ragione, anche se anche quello adesso. E come fa, signora contessa, a stare da io sola all'ansia? E sto puteo, e potrebbe nascere anche prima del tempo? Ma se manca ancora 3 mesi. Sì, ma e come femo? Qua signora Ersilia, la contessa madre. Va bene, vai, forse è meglio che te resti a casa, vai. Sì, è meglio.
essere qualcosa, ma che fa sorridere però, Sta vai le lacrime. Che leso una commedia di un certo Molière, dove che si parla della poca libertà delle donne e si critica l'autorità dei padri. Ma fai a ridere davvero sta storia qua? Ma è bellissima, un bel istuato, ti dico la trama? No, tenevo che te lessi pure. Cose, c'è la Maria, come mi mette le tasche, Ma dove sei? Ma sei una sola, No, sono qua mica un tessito svegliato. Non sai come hai di dormire? Ah, che avevo solo sarai oggi per riposarmi un poco. Nonna sei un fenomeno, la Gaiocci che russa. Ed ora, che leso la storia di Sganarello? De Sgannarello. E chi sei? Sganarello sei qui che trova il modo perché la cosa diventa tutta la guarissa e possa sposare se innamorato. Ma sei avuta da nascita? No, ha fatto finta di essere muta. Fanno un dispetto al suo signor pane che voleva farmi sposare uno che a ella non mi piaceva. Guarda Lavinia, mi pare che sta storia qua ridere a farsa poco setto. Sembra che va a fare qualcos'altro, Mariana, è vero? A voi Sì, sono qua. L'avevo vista l'ansia. Lei sta un falso allarme. Ieri sera era una massa verdura cotta e da che ha fatto un gran mal de panza. Che fa paura per niente. Meno male che non sei nato, non avrebbe proprio saputo cosa fare. Beh, potete cambiare di farnasse le putelle, se la Maria e l'Angela che conta, se loro dopo. Sì, ma la Maria avrebbe avuto bisogno anche di aiuto, ma... Del nostro aiuto? Ma la Maria la cavarà con che serve dentro la sua borsa? No, giusto? Scusami, ma come sei che fa a nascere i putei? Mi ho tanta paura che mia mamma innamora. Ah, non sta a preoccuparti, Lucia, che chi siamo quando gli altri a dargli una mano a tua mamma. Non sta a preoccuparti. Ma Lucia, tua mamma non ti parla mai con niente, dico niente. No, e non ho coraggio di domandare. Beh, tengo presente da Dio casa che cos'è l'orto. Ecco, sotto una foglia di versa, la Maria troverà un puteo, quello e sarà tuo fratello. Cosa se ho Dio contarche sotto la versa? Ma non te sei mia, che sei la cicogna che porta il puteo. No, Lucia, non sta a badare quello lì, sai, tenete conto un sacco di bugie. E il puteo lo porta la Maria dentro la sua borsa. Grazie. Versa, cicogna, borsa. Ma... Questa la porto dentro che se nasce adesso fora Zeffredo. Quanto tempo sei che starà via ancora la mamma? Il tempo di andare e tornare alla vita. Sì, ma se già passati dei 20 giorni ormai e sa anche presto San Martino. E toccherà incontrarsi con i pretendenti che gasta video nostro signor pare. Ah, dovevo pensare a qualcosa, Tose, per far andare a monte sto appuntamento. Perché non parliamo con l'Angela? Ella se ne intende dei malocci e potrebbe fare una fattura. E ti credi che l'Angela la possa davvero aiutarmi proprio adesso che l'aspetto un puteo? No, ma non si sa mai però. Beh, dopo voi in cucina e che domanderò. A chi che vi domandare qualcosa? Valtre? Nonna, avevo domandargli all'Angela se le aiuta a fargli una fattura ai 4 novizi che hai scelto quando gli altri il nostro signor pare. Ma vai, che ora non ho cornia a domandargli all'Angela. Basta che gli scrivi una lettera a sti 4 giovanotti e magari anonima. Una lettera anonima? Nonna, ma cosa dovressimo scrivere su sta lettera? Scrivere. Lavinia, scrivi che si diventa tutte mute come la tosa azza del tuo libro Ante Sganarello, che non voleva sposare l'uomo che aveva deciso suo padre, no? Amico da dire queste robe qua.
Che bella idea che si veniva la nonna! Dopo se vediamo scrivere la lettera, volente. Cosa che sei, Lucia? Si imbrionassere? No, ma se qua da nuovo, vostra zia Lucrezia qua si ora orso, Questa proprio non le voleva, fai accomodare. Dai che facevo un scherzo alla zia. Che facevo credere d'essere tutte e quattro incinte. Prego. Buongiorno zia, come vai? Riverisco signora Ursula. Cosa hai detto, Cecilia? A me fa tanto male a schiena, zia. Bene, Maria. E te, Lavinia, che ti si pallida, cosa hai detto, stato poco bene? Avevo paura di sì, zia. E mi sento zia, guarda, avevo sempre i piedi gonfi. E alla mattina avevo di chi sforzi che vomito. Anche amici. Ma per caso aspettito un puteo? Un puteo? Una settimana, 2 settimane, 3 settimane. No, non credo mia. Ciao zia, e sento che mi sveglio di notte qua voglia de fragoe, anguria, meon, che c'è anche fuori di stagione. Ben ciò, anguria, meon e fragoe fuori di stagione. Vomito, mal di pancia e mal di testa. A pensar mai se fa peccato, ma si indovina sempre, Guarda, lei sono tutte incinte, non solo. Ma non se mi è possibile. Ma per caso, vega Dio umanità sempre, senza dirmi niente amiche su vostra zia. Ma no, zia, perché te queste idee? Ma per caso, sì, dove io trovai la nonna? Sì, ma mamma, ma anche voi altre. La nonna è quella lì. C'era un zio Lisa che è medico per forza del francese Molière e era già passato. Ma una storia in francese dei Molière? Ma non agava capire niente. Beh, sta attenta, vada che se per quello, mica ho studiato il francese in collegio dai suore ai miei tempi. E posso dirti a tutta? Avevo capito la storia, perché la Lavinia, ma chérie, Sì, vai, la mia galetta tutta in italiano, Lucrezia. Ma vostra mamma dove c'era? La senda a Milano a vedere dei stoffe nuove per salotto. Beh, mi pare che sia ancora buona in tende del 6-8, per cosa vuole cambiarle? E non gli piaceva più, e che sembrava diventare vecchia. E visto che il nostro signor padre è a Milano, era pensato di andare anche lei a trovarlo, farsi una vacanza e farsi anche un giretto per i negozi. Insomma, mio fratello Ottavio, per cosa si andava a Milano? Fare affari, zia, fare affari. Affari, non sapevi dirne altro. Perché gli affari abbiamo parla solo con nostra mamma. Avevo capito che non vuoi dirmi niente, Ah beh, ma prima o dopo vengerò a saperlo. Sicuro zia Lucrezia. Beh, adesso andiamo via noi altri. E torneremo. Intanto, ste tente voi altri a non Ersilia. La avrà paura che la che torna a casa. Cosa hai detto Tito, sì? Ma niente, zia, niente. Sta tranquilla. Dei mose. Ma con tutti i maiani che gavi, io c'è mai il dottore, voi altre? Magari basta che c'è me la levatrice che la dico in casa. Vi saluto, vai. E non so buona ritrovare a Maria. Proprio adesso? Beh, vada che ogni tosetto nasce quando che si ora per l'uno, quando che si ora per Ah, dicevo, proprio adesso che non si trova a Maria. Presto, presto! Dove sia Maria? Mi serve Maria. Ah, ecco te, Maria, dove sei, Maria? E c'ero fuori, ma ne sta un falso allarme, contessine, che vuoi un altro giorno intero perché se passa la luna piena. Ma cosa può? E vabbè, ti dico, pensavano che fosse Dionassa il tosetto dell'Angela, invece se sta un falso allarme. Ah, se sta un falso allarme? Ma chi siete voi tori in giro? Ma guarda, sì, che non siamo niente torti in giro. La verità. Sì, domanda che alla Maria se non te ne credi. Mi voglio sapere chi spetta un puteo di voi altri quattro. Ah, sta roba qua la
su mi cara, sì, perché a sola nonna sono tutta sta roba qua, perché se la Cecilia, no, perché se la Cecilia che si appiveccia e che doveva toccare no. No, ecco perché si a Paola, vero, cara Paola? Sì, si a Paola, vero? Mamma, prima di parlare, tasi, che sei meglio, che non ti sei neanche a quello che ti dici. Beh, cara, ma che mi hanno sognato mamma, setto. Ecco, capito. Ma che ti dice che sei a cuore allora? Detto male di sicuro e se no vorrà dire che ti siano trovato a terra. Basta, a son de pensa con chi appena io. Beh, a proposito, come si andato i vostri novizi? Vostra mamma mi ha detto che avresti incontrato la sera di San Martino. Se sta tutto rimandato e poi non sarebbe venuto nessuno. Vabbè, a che sarà la tempesta? Di acqua, vento e fulmini? Bencio, ma io ora qualche dunque da mandana mai di io? Credevo proprio di sì. Ma sarà sta colpa di... Colpa di chi? Niente. Beh, a me pare contenta che non sia venuto nessuno. Savi io cosa che vuoi a dirvi? Allora c'è un destino che restai tutte te incinte. Ho visto che brava così sta la nonna. Senza volerlo, la mica dà proprio una bella risposta a quella bisbetica di Zia Lucrezia. Ben, Vardessa, io che a me più e io mica proprio stufa, perché lei ha un'arroganza vera e poi sempre sta invidiosa di tutti. E Vardè, che come che dice il proverbio, ascolteme bene, tutto finisse fuori che l'invidia. Nonna, ti sei una forza della natura. Ma secondo voi altre, se sta a merito delle nostre lettere che ha impedito tutti i 4 i pretendenti di farsi vivi? Chissà, ma in un modo o nell'altro ne sarà proprio bene. Beh, stetete mica la tanta fame adesso. Non ti accompagniamo a cena? No, altre beh, che mi vuoi pian pianeo, so di che mi vuoi i dolori, beh, pian pianeo. Piani perché è un'età e quindi non si può. No, è cosa che sei fatto? L'è poco e se per caso vai in asilo? Devo parare. Ti risai gambe che non ti dico tanto. Magari visto la luna piena stanotte? Sì. Ha proprio portato fortuna. Stanotte qua luna piena e tosetto senato. Certo. Anche se già era un po' in anticipo. Sì. Se fossi l'Angela che sbaglia i conti. Può darsi anche. Beh, se sta una fortuna da pa noi altre che non abbiamo dovuto fare niente. Sì, è vero. Ma è ora, mio fratello si è nato sotto le foglie diverse. No, e non si serviva neanche al nostro aiuto. La Maria la legava a dormire. Ma è ora si sta portata la cicogna? No, neanche io. Non vedo l'ora di vederlo nel puteo dell'Angela. Allora c'era dentro la borsa della Maria? No. Chissà cosa che dirà la mamma quando che saprà che è svenato. A me non gogna ancora capire come che fa a nascere i putei. Ora dire che adesso darò a fare una minestra, poi a versa che la devo portare in cucina. Contessine, se devo arrivare una carrozza. Una carrozza? Ci sei tornato? Ci sei tornato? Sei qua da me. Figliole, che contenta che sono di vedervi. Lo vedevo l'ora. Chissà quante robe che capita contarmi. Fissa Bea, per fortuna che ti si arriva perché basta che qua nessuno che mi dice se me ne vuole a trovare il moroso e adesso mi sento e voglio saperlo. E ora il nostro signor padre ha le novità per noi altre. Ma sì.
sì, ma no, stasera e se massa stracco dal piano. Domani parlerà. Avevo capito che aveva ragione da Maria. Gli ho parlato, l'avevo fatto ragionare. E vi dico già che avevi vinto voi altre. Sì, signora Madonna. Finalmente le vostre nevode le va a trovare il moroso! Evviva! Una bella notizia, beh, bisogna festeggiare. Sono bene, devo bere un giossetto che bisogna festeggiare. Le va a trovare il moroso! Che bellezza! Mamma, l'avete sentita una bella notizia? L'Angela l'ha avuto il puteo. Ma sì, mi ho appena detto la Lucia. E il puteo è nato stanotte con la luna piena e senza il nostro aiuto perché la Maria la segara già. Però, a proposito, Maria, cosa c'è da fare ora? Abbiamo cercato dappertutto? Ah, signorina Paola, avevo fatto coraggio e sono da fuori a vedere l'uomo che ora che si scondeva dietro il porto. E c'era Battista e mi cercava proprio me. Il mio secondo nome è Isabella e lui mi conosceva con quel nome lì. E sei tornata all'America? Ieri una volta erano quasi morosi. Col se partio il megadito, tornerà se farà fortuna. E gli ha messo un sacco di anni. Ma il gamanteglio la promessa. Per fortuna che non c'era Marco Rovento che mi cercava lui. Signora Maria, posso farle una domanda? Dimmi, Lucietta cara. Ma cosa c'entra la luna piena con la nascita del mio fratello? Ah, non state dal pensiero. Io ti sarò domani, sento. Va bene, grazie. Sento mamma, giorni fa, sta qua la zia Lucrezia e è andata via tutta arrabbiata perché lei pensava che fosse una di noi altre quattro che aspettavamo un puteo. E senti invece è una cosa che ha detto, che aspettavamo un puteo tutte e quattro. Gli altri pensavano che la donna la scherzasse e invece la aveva capito tutto. Se avevamo proprio divertito. Guarda su sta casa qua, meno voglio ancora capire chi che aspetta un puteo. Contessine, se qua da noi la contessa Lucrezia. Fai accomodare. Prego. Buongiorno a tutte. Ora ho saputo che è nato il puteo, cioè a chi gli somiglio? Cara Angela, Eccomi, signora contessa. Mostri che puteo. Eccolo qua, il secciama Ottavio. il si chiama Ottavio. Ma ora mi dici io di chi che le fiore? Eusebio! Eusebio! No, basta con sta storia brutta e scroe che non si hanno compagnia e siete tutti e quattro. Vedi, cara Lucrezia, noi altre a te che abbiamo detto la verità ancora la prima volta, ma ti non te che possiamo crederne. E il puteo è se proprio dell'Angela, la nostra cara cova. Ah, ecco, adesso mi dici che ha avuto un puteo. Eccolo qui. Cova! La cova. La coda. Ho capito, le credi sotto e rimbambia. Sì, mamma. Insomma, ora neanche una detto fiore aspetta un puteo. No, illustrissima contessa, e posso testimoniarlo lì, che ti aiutare a nascere al tosetto. E il puteo è il proprio fiore dell'Angela. Ma e mio fratello Ottavio sai o sa? Certo che lo sa. E dato che ti si qua, diciamo anche che presto le nostre fiori si farà tutte e quattro novisse. Perciò, ma e chi sei non vissi se qui che aveva da arrivare per San Martino se mai arrivato? Ah, gentilissima contessa, i novizi, e qui che ha scelto le contessine, un pochino anche per merito mio. E il conte Ottavio, che è una gran brava persona,
Se sta d'accordo? Perché i quattro che aveva destina lui, gli manda a dire che gli era più intenzionato a maridarsi. Mica trova fuori una scusa. Ah beh, gli avrà saputo che il patrimonio non gli era più così grande dopo che si salta fuori degli altri eredi. Beh, in effetti, se resta poco per i nostri fiori, ma i futuri sposi, i sensazioni dei suoni, gli importa tanto. Le andrà tutte e quattro a stare proprio bene. Insomma, i cugini di Milano, come hai fatto a sapere che gli avrebbe avuto diritto anche a loro eredità? E te, come hai fatto a sapere chi già i cugini di Milano a pretendere l'eredità? Immagino che qualcheduno gli avrà avvisato, no? Qualchedun o qualcheduna? Ciao cara, guarda che non sono mia stamissetto. Sì, la prima gallina che canta che ha fatto l'uovo. Sono una ce n'è una, A te credemo, Lucrezia, a te credemo, vai. Ma guarda ciò, che bella colana che te è. Ah, mi avevo tolta in prestito l'ultima volta che sono venuto qua da mia mamma. La sede mia mamma. Perché te devi detto? Come mai che ti hai detto? Perché volevo un suo ricordo, no? Un ricordo di tua mamma? Sì. Ma ti aspetterei che amore prima, no? Sai, amico, è che va a morire, sì che parlate di. Eccola qua, mamma, siete voi che restituisco. Fatemi coeana, ciò. Ben, Lucrezia, cosa ha avuto tanto, prima o dopo? Meglio dopo. La saria tua stesso sta coeana qua. Ah, ora te ne ha, si teme voi ancora, ben mamma. Lucrezia, ho saputo che sia mia unica fiora femmina e di certo sta coeana qua e poi ho detto Fadeo Ottavio, che non si chiama che sta proprio bene, si deve dire proprio tutta quanta. Sì. Oddio! Maria Vergine! Ma quanti ricordi lieto di tua mamma! Ma ricordi, mamma, ricordi, sì. Ma non mi sento niente bene. Beh, guarda Lucrezia che paese, faremo la festa del fidanzamento delle fiori e ti si invita anche tantissime a tua moglie. Anche Giovanni è sua amorosa. Ah, beh, avevo da confessarti che Giovanni non ha mia amorosa. Anzi, non avresti mia, nessuna da presentarvi. Beh, che penseremo? Mio fiore ha così tante amiche di buona famiglia, anche con una bella dote, che tutto qualsiasi ma una o l'altra accetterà di sicuro di sposare tuo nipote Giovanni, piuttosto che restare zitea. Ciò che tu dite una bella dote, Vabbè, cioè ora, vabbè, d'accordo, ora, se vediamo fra un mese, e mi farò un vestito all'ultima moda di Parigi per l'occasione. Vi saluto intanto. Sì, Lucrezia. Avevo visto la carrozza arrivare. Mamma, orso e a te siccome il presemo, comoda pure è comoda. Sono venuta a salutare la Isabella che è tornata. Sì, adesso Isabella prima mia dopo il io ero. Dose, fiori. Vieni a vedere che bei stoffe che ho comprato, pare vestiti nuovi. Il vestito lo vuoi a questa stoffa verde? E invece con questa rossa. Tu questa qua gialla. Che bel vestito. E mi con questa azzurra come me oggi. Ecco, guarda. E per me noi che gagliarca pensa. Ma sì, signora Madonna, ma sì, perché guarda sta stoffa quanto bella Che a stoffa è così scura. Ben baiaca la posso solo che farmi un vestito quando che sarò morta. No, guarda che mi fa il matrimonio de me ne vode. A voi un vestito chiaro. Va bene, signora Madonna, va bene, no? Ave Maria, grazia plena, questa Francesco, Gabriele, sì, Gabriele, Arnaldo. Ciao Maria Vergine, le tose le scelta ripetere i nomi dei morosi. Mia cognaga si veniva a maniera religiosa. Avevo paura che qua in casa Mosa le
nega tutte un Ramon de Mato. Signora Lucrezia, parla per chi, sento? Perché guarda che lui non somiglia a una dei Monza. Hago solo sposato un Monza. Mi. Ma, guarda, mio fiore che ha sposato il dottore e adesso che tocca andare a vedere io a sua mamma e anche a lui, perché che se viene un attacco di gotta e mica pensavo che fosse stato fortunato a sposare un dottore. Orsoia, beh guarda, fortunato a sposare un dottore, forse, beh ma no, così vecchio sempre però. E Isabella, invece me ne vuole quando sei che si sposa? Presto, signora Madonna, presto! Io cosa che ho da dirvi? La settimana che viene mi mariderà un calì con Battista, anche se si resta un baccalà come una volta, ma cosa vuoi io? Una certa età bisogna incontentarsi, ma al manco in America ha fatto una gran bella fortuna e così anche me andare a fare a signora. Maria, ma è ora per andare via lei qua? Cosa femo senza di te, Maria? Ah, carissima contessa, se che sei tosetti da far nascere, tornerò. Sì, tornerò.